Stars in the sky, gazing far. My heart keeps stopping. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora ragazzi, oggi sono qua con questo nuovo let's play per portarvi un episodio un pochino più lungo del solito. Questo perché ho visto nei commenti tipo Kai non fai video, Kai non fai video, Kai fai video troppo corti. E perciò ho deciso di fare questo video per scusarmi e dirvi anche che purtroppo sto attraversando una fase critica della mia vita scolastica. Tipo, dato che non ho fatto un cazzo da settembre e mi ritrovo qua ad aprile a recuperare 10 materie. No, scherzo. C'è solamente che mi stanno massacrando di verifiche e riesco a registrare solamente quando posso. Perciò oggi, dato che avevo mezz'ora libera, dato che il computer mi ha dato in culo, ho deciso di registrare. Allora ragazzi, oggi siamo sul mio villaggio. Praticamente, se avete visto nelle altre serie, se non l'avete ancora visto vi consiglio di andare a vedere, il link in descrizione. Ho totalmente maxato le difese, sono a posto, perciò l'oro non mi serve più di tanto tranne per farmi i muretti. E andiamo a vedere quanti muretti diamine mancano. Mi mancano 23. Perciò 23 milioni e ho completato tutti i muri al 9. Dopo inizierò a farmeli anche al 10. Mannaggia. Come vedete qua le torrette dello stregone sono delle figaggini della Madonna. Ok, andiamo, facciamo così. E allora andiamo a vedere un attimo la clan war che abbiamo appena fatto. Mannaggia. Ah, comunque volevo dirvi che sono in accademia del mio clan, ci starò ancora per una settimana o due. Per chi volesse venire qua accettano da livello 80 in su, perciò bombardate l'accademia. Allora vi faccio vedere, aspetta, vediamo sto tipo se c'è il livello. Ok, t'accetto, va là, t'accetto. Ok, allora ora mi sto che lo fanno ciao ciao. Ah, comunque volevo fare questa cosa qua che è molto cattiva. Faccio, allora, scriviamo così. Vediamo cosa capiscono. Allora, ciao! Aspetta, li facciamo salutare YouTube. Salutate YouTube. Ok, allora, vediamo l'ultima clan war che abbiamo fatto. Vediamo se... Allora, ecco qua. L'abbiamo stravinta. E mannaggia, hanno anche osato attaccarmi. Andiamo a vederle velocemente. Allora, il loro primo contro me. Mastino, allora la tecnica del mastino, ci faccio un piccolo commento, è veramente devastante. Purtroppo io non so usare i mastini e le mongolfiere. Ho fatto un fail della Madonna nel mio clan, nel clan madre, ho fatto un 49%, tipo rimaneva un tocco così alla la vita del town hall per fargli 50 alla seconda stella. Purtroppo non l'ho fatto e ho fatto un big fail. In questo caso ragazzi, io vi consiglio di portarvi su il più possibile gli eroi, dato che cambiano veramente tantissimo, dato che ci vuole la regina al 27, mi mancava un tocco così al town hall e non sono riuscito a prenderlo. Con la regina al 30 penso di spaccare il culo a tutti, cioè farmela, cioè no, fare la regina al 30, ecco, specifichiamo. Ah, comunque escono le truppe del castello e ho benedetto il nostro amico, come si chiama? Van Jopoji. Comunque vediamo un po' cosa hanno scritto qua. Kai the best, ciao YouTube, mannaggia Bobibi. Cosa è scritto? Allora, cosa hanno scritto in globale? Cosa ho scritto? Non ho scritto niente. Ok, non mi hanno cagato. Dopo vi faccio uno scherzetto alla globale. Allora, andiamo a vedere gli attacchi che ho fatto io. Allora ragazzi, ho fatto un fail della Madonna al numero 2. Non ve lo faccio vedere perché è troppo... Ok, ve lo faccio vedere. È troppo umiliante, ma ve lo faccio vedere lo stesso, dato che volevate video più lunghi. Vi faccio vedere qualche replay in più. Allora ragazzi, ero in Corea. Cazzo, mancava un'ora e sono andato ad attaccare. Purtroppo, sapete quando la Corea fa le curve strane e vi fa cadere gli eroi? Mannaggia, mi sono caduti cioè, li volevo posizionare, tipo, ero tipo così. È caduto un eroe per sbaglio. Comunque sono stati stupidi anche i miei eroi a fare il giro qua, anche la pozza messa alla cazzo. E ho preso veramente, ho sprecato le pozioni. E torniamo qua, è una brutta storia, Ho fatto una stella. Andiamo a vedere l'attacco fatto bene, quello che ho fatto ieri sera a casa, prima di andare a dormire. Allora ragazzi, vi spiego velocemente che tipo di strategia è questo modo di mettere il town hall quasi totalmente esterno. Questa strategia è tipo, cazzo, prendimi il town hall e basta, ma io sono riuscito a prenderli anche la seconda stella. Questo town hall, cioè questa difesa
implica che tipo quello che attacca faccia fail e non prende la seconda stella, dato che ci sono le Tesla e cose là dei scheletrini. Comunque non fatevi queste difese qua perché vi sfondano lo stesso, è come regalare i Town Hall, è una cosa bruttissima. Facciamo per 4. Oh, perché mi hanno regalato? Sì, regalato. Mi hanno donato un drago nel castello. Oh, vabbè. Poco importa, però. Sì, poco importa, dato che ho fatto lo stesso, le 2 stelle. Vediamo cosa hanno detto qua. Caio, ti adoro. Anch'io. Ok. Ok. Sta morendo la regina. Ok, è morta, torniamo a casa. Allora ragazzi, se avete visto nella intro, sono arrivato in Lega Campione. Come mai non ci sono in Lega Campione? Semplicemente perché, come ho detto già prima, la scuola mi c'ha il coltello qua e non riesco a giocare. Perciò andremo a fare subito un attacco e ci prendiamo la bellissima cosa là della Lega Campione. Allora, prima di tutto andiamo a prendere le risorse. Mannaggia, wow, ho vinto la guerra. Perciò mi hanno dato tante risorse. E wow, vai a attaccare sto qua. Allora ragazzi, per non fare fail, cosa bisogna fare quando si attacca gente così? Mettiamo le truppe a caso, ormai fotti sega. Ok, se perdo contro questo, mannaggia la tuzzetta, io smetto di giocare a Clash, perché è un fail della Madonna se dovessi failare contro questo qui. Un'altra bella pozione qua. Ok ragazzi, si penetra qua, Oh, entrate, maghetti, entrate. Speriamo che qua non ci abbiamo un paio di bombe Maledetto! Comunque li prendo lo stesso di Town Hall. Non scappa il nostro... Oh! È caduta la pozza! Maledetti! Comunque il Town Hall è già fritto. Anche la seconda stella, anche se mi è caduta la pozione per sbaglio. Bravi i miei maghetti che non si sono fatti benedire subito. Io odio i maghetti, quando c'è la bomba gigante vanno là di corsa per farsi benedire. Maledetti. Oh, non mi ha benedito la strega. Beh, ancora la regina è ancora in vita. No, non me la benedici. What? Prendiamo anche un po' di oro e ce ne torniamo a casetta. Oh, bravo. Oh, sì. Take the elisir. Oui. Molto bene, sì, preso. Oh, scusa, non so se è cinese o coreano o giapponese. Purtroppo stavolta ho dei dubbi. Giapponese. Andiamo a vedere il suo clan. Comunque abbiamo preso 11 coppe e... Lega Campioni. Allora ragazzi, per questo video voglio almeno 2500 like per la Lega Campione. Sono salito apposta per farmare. Se avete visto, ho fatto l'attacco, cioè le truppe da guerra, perché le dovevo usare in guerra, dato che giocavo poco. Ma andiamo a farci un paio di truppe per farming, dato che farò un altro attacco, giusto per parlare un altro po' con voi, dato che volete video lunghi. Eccomi qua ragazzi, ho fatto le truppe. Allora, ora facciamo uno scherzetto al clan. Scrivo invitatemi e esco e ecco, sono qua. Allora, scriviamo qualcosa nella chat globale. Fuck! Perché? Perché mi censura la parolaccia? Maledetto. Comunque vediamo, qualcuno mi ha invitato. Allora, un casino di gente mi ha invitato. Allora, scriviamo cerco. Oh, qualcuno mi ha trovato. No, false. Comunque ragazzi, per chi volesse beccarmi in globale, io sono online tra le 21 e le 22, tutti i giorni, tranne questo ultimo periodo che mi stanno massacrando di verifiche. Vediamo che qua mi salutano, dato che mi hanno riconosciuto. Allora, meglio tornare nel clan, se no ci bombardano la casella di posta. Ecco, tornati. Olè.
Molto bene, ora andiamo a gemmarci qualcosina e andiamo a fare il secondo attacco. Allora ragazzi, mi sono gemmato il re barbaro, la regina e le truppe incantesimi. Purtroppo quando ho staccato tipo 2 secondi mi hanno attaccato 3 volte. Vi farò vedere il replay dopo, intanto andiamo a fare la ricerca. Dico subito che ho vinto 2 difese su 3. Andiamo a vedere se c'è qualcuno ad attaccare. Allora, questo amico qua mi fa meno 30 coppe, me ne dà solamente 15, non c'è niente, facciamo skip. Allora ragazzi, abbiamo finalmente trovato un villaggio da attaccare. Lo attacco solamente perché è dei Italian Talent. Mi sembra che ho un amico, 2 lì, se non mi ricordo male, se non sono usciti. Allora, come fare? Sto cavolo che mi distrugge tutto il... mi distrugge l'iPhone. Andiamo a attaccare dal basso. Speriamo di non fare fail e non fare una figuraccia in diretta. Comunque sto attaccando da iPhone, che è una cosa veramente pessima ragazzi, con i barbari e arcieri. Barbari e arcieri. Non attaccate mai con barbari e arcieri in coppe elevate con l'iPhone. Se mi state chiedendo Kai perché parli come un deficiente, semplicemente perché ho dei compagni di scuola molto bastardi che mi sottolineano quando io dico papai, papai. LOL, ragazzi, succede quando si registra e vado veloce. Ok, ho fatto un big fail. Un big fail. Motherfucker, 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 big motherfucker. Ok, siamo nella merda assurda. Come fare ora? Fulminiamo qua. Ok, fulminiamo ancora qua. Ok, fulminiamo un'altra volta. Ok. Maledetto! Cosetto di merda. Maledetto. Allora, come non farsi inculare a bestia? Ok, Kai, stai calmino. Mannaggia ragazzi, questo qua è un fail pazzesco. Mannaggia. Dai, non voglio perdere le coppe. 40, siamo a 40, 43, 44, 45. E dai. Oh, dai. No, orgasmi. No, ok, orgasmi qua no. 50, sì! Fuck. No, non era mio papà questo, no, ho sentito male, ho fatto 50, sì! Ok, torniamo a casa. Allora, ho fatto un 50 di culo perché sono su iPhone, gioco malissimo, dovrei giocare con l'iPad. Allora, facciamo una cosa figa in globale. Scriviamo questo ciao GG, vediamo se qualcuno capisce. Allora, intanto vi faccio vedere gli attacchi che ho subito. Mannaia, ho perso una difesa dato che non avevo più troppe truppe nel castello e aveva gli eroi a 40, mannaggia. Andiamo a fare replay del primo big fail che mi hanno fatto. Allora, è stato uno con i mastini. Allora, dov'è che ho messo i mastini? Allora, dove siete mastini? Eccolo qua, i mastini, le mongolfiere. E non si è portato neanche gli eroi, secondo me gli è caduta una truppa. Ha detto, caspita, ora mi tocca attaccare questo qua. E ha fatto un big epic fail. Vediamo cosa hanno scritto in globale. C'è un Kai 1997 YouTube. Kai ha riassunto il tutto con una sintassi perfetta. Il Shochichi domina sul mondo, ragazzi. Per chi non sapesse cosa significa Shochichi, trovatevi un amico cinese e fatevelo tradurre. Ok, questo è il primo big fail. Andiamo a vedere il secondo big fail che mi hanno fatto. È stato una GoWP. Allora vediamo, eroi a 20, non male. Allora, da dove mi ha attaccato? Per 2, da sopra? Maledetto. 4 golem? Sei sicuro di non mettere 5 golem? Meglio tecnica di 5 golem, dile io, meglio 5. Ok, no? Oh, bello, l'ho fatto saltare in aria. Pam, un'altra volta, messe da Dio queste bombe giganti. E i magozzi sono già spariti. Amo le mie bombe giganti.
la sua regina non mi penetra i town hall. Comunque ragazzi, mettetevi i cosi là dei scheletrini vicino al town hall, che è una cosa bestiale. Praticamente distrae gli eroi e non vi prendono più in town hall. Come vedete in questo caso, anche se mi ha congelato tutte le due Inferno Tower, la cosa là, la regina degli aceri, non mi fa niente e muore. Nel frattempo è ancora vivo il golemino. Cosa hanno scritto? Non hanno più scritto niente, vabbè, torniamo a casa. Comunque questo qua è stravinta. Ora vi faccio vedere quello con cui ho perso. Purtroppo ragazzi, ho perso contro un cinese. Io perdo solo contro di loro perché in Clan War mi sfondano alla grande. Una volta mi hanno fatto persino 3 stelle con la tecnica dei mastini odiosi. Allora, vediamo cosa mi fanno per 2. Allora, questa volta sì, hanno messo molto bene le mongolfiere e i mastini, dato che sono entrati proprio lateralmente e hanno sfondato e hanno preso le 2 Inferno Tower, e perciò sono rimasto senza difese. E dopo i suoi maledetti sgherri, maledetti, mi aveva lasciati 2-3 per distruggermi il Town Hall. Per 4. Ok ragazzi, ancora gli eroi a 40. Io qua rischiavo un 100% se non avevo le difese totalmente maxate. Per fortuna ce le avevo maxatissimissime. Pan, esplodete, non voglio neanche vedervi. Maledetto King al 40, me lo gemerò anche un giorno al 40. Magari se avessi i soldi, magari. Beh, passiamo all'attacco, alla difesa. E la regina sta morendo. Dai, muori. E madonna, finalmente ha fatto resa. Mi ha fatto meno 10. Non è neanche tantissimo in Lega Campione, dato che ne avevo 22. Allora, vediamo. No, questa qua me l'ha fatta ieri Marco schifoso, cioè ti amo un casino. Lo saluto, dato che mi ha giocato un po' lui al mio account, dato che sono stato un po' assente, dato che ero al lavoro a scuola. Ok ragazzi, ho detto tutto per questo video, spero che vi sia piaciuto. Non chiudete il video, spero che vi sia piaciuto, ancora lo ripeto, dato che l'ho fatto lungo stavolta. Allora, prima di chiudere il video, volevo ringraziare i 2 disegni di Junkie e il disegno di Mirko e quello di Giuseppe. Ragazzi, se volete aprire, cioè, con i vostri disegni nei miei video, mandatemi i vostri disegni sulla pagina Facebook che lascio sotto in descrizione. E come al solito lasciatemi un like e un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Bam! Motherfucker!